tantissime partite, una piscina piena di ragazzi che hanno voglia di giocare. Sì, come ormai di consuetudine, da una quindicina d'anni a questa parte facciamo questo torneo qua che non è più della Befana, ma è stato entrato nel circuito della Bawaba, per cui è la seconda tappa del circuito. Ci sono tantissime squadre anche quest'anno, siamo sui 27 squadre under 11 e 5 o 6 under 9. Faremo 2 tornate infatti di 3 ore ciascuna, per dividere equamente le forze, gli spazi. Speriamo che sia una situazione strafavorevole come è sempre stato negli ultimi anni. Ecco, allora sappiamo che quindi l'organizzazione non è semplice perché ci saranno tantissimi ragazzi, sono i più piccoli che cominciano, gli acquagol, quindi comunque è sempre una soddisfazione vedere tanti bambini che hanno voglia di giocare in acqua a quest'età. No, guarda, questo è una delle categorie in assoluto che danno più gioia, perché è veramente un tourbillon di cuccioli che non sanno a volte da che parte girarsi, però vederli in acqua a gestire l'attrezzo palla a quell'età lì è veramente commovente, simpatico. Comunque è una manifestazione, secondo me, io la paragonerei a partite di Coppa dei Campioni della prima squadra.